Eccoci di nuovo insieme al Condominio Risponde, la nostra diretta del giovedì pomeriggio in collaborazione con ANACI, l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio. Andiamo avanti con le domande, stiamo parlando di recupero crediti, un argomento veramente che apre ventagli di ipotesi, soluzioni che sono le più disparate, perché ogni caso ovviamente poi ha le sue peculiarità, le sue particolarità che vanno affrontate e previste, insomma, per quello che è quel caso specifico. Quando il condomino moroso vende l'immobile, chi paga i debiti maturati alla data della vendita? Dunque, Davide Peron, ho vado visto io. che voleva partire, la faccio allora, rispondere. Sì, adesso da qualche tempo si usa di più chiedere all'amministratore che esprima una dichiarazione del pagamento, dell'avvenuto pagamento delle spese condominiali. Ancorché questo non sia obbligatorio, diciamo che limita abbastanza, in contesti di normali compravendite, limita abbastanza questa problematica, con tutto che alle volte, a posteriori alla chiusura dei rendiconti, ci si ritrova magari delle differenze sul conguaglio che però sono abbastanza limitate. La regola generale è che per l'anno in corso e l'anno precedente c'è una corresponsabilità, diciamo, di acquirente e venditore, dopodiché le spese antecedenti sono a carico del venditore e le spese successive evidentemente dell'acquirente. Ma il tema è che una volta che l'immobile viene venduto, l'amministratore ha un rapporto nei confronti di quello che è diventato condomino, e quindi anche se ci fossero delle spese pregresse che quindi sarebbero dovute da chi ha venduto l'immobile, in ogni caso il rapporto che l'amministratore ha, e quindi può domandarle soltanto a chi è proprietario in quel momento, fatta salva una sua possibilità di rivalsa nei confronti del vecchio proprietario. Questo è l'iter, insomma. Ok, abbiamo la telefonata, pronto? Pronto? Buonasera. Prego signora, prego. Pronto, io volevo chiedere un'informazione. Sì. Allora, nel mio condomino, cioè del mio condominio, c'è un condomino che da tempo non paga la retta. E siamo dovuti arrivare al punto di dover pagare noi i condomini. Succede. Io volevo sapere se questa è una cosa regolare oppure è una cosa che ha voluto l'amministratore. No, non è regolare, credo, No, è un modo probabilmente per... L'amministratore sarebbe dovuto intervenire prima di fare sborsare... Appunto, come abbiamo detto noi. di far Appunto. pesare sugli altri condomini la mancata E certo che solvenza di uno. se il condominio è in difficoltà, essendo solidale, devono intervenire anche gli altri condomini per Sì, far fronte alle spese. Alcuni sono intervenuti, come io, altri no, non vogliono saperne. Però adesso, se continuamente questo signore non paga, le spese che corrono sempre dobbiamo pagarle noi ancora? Bisogna insistere con l'amministratore che intervenga in una maniera più Sì, efficace. adesso qua, voce di condominio mi hanno detto che l'appartamento è in mano del tribunale. Allora vuol dire che qualcosa si arriva. Che l'amministratore si è comunque si è mosso, quindi adesso deve seguire tutto l'iter e quando si arriverà sicuramente a una vendita all'asta dell'immobile, sicuramente, sperando che non ci siano delle banche che intervengano prima loro sul credito. Sicuramente ci saranno delle banche. E poi anche l'avvocato poi darà i dettagli sicuramente migliori, e comunque qualcosa sicuramente arriverà anche al condominio. Se poi dovesse esserci un qualcos'altro e la persona, non avendo altri immobili o proprietà mobiliari, non avendo magari il quinto dello stipendio dove si può aggredire o qualcos'altro, il condominio deve comunque intervenire. Mamma mia. Va bene, aspetteremo.
Grazie signora, grazie a voi, per aver buonasera. chiamato, però insomma credo che se l'appartamento è in mano al tribunale siamo lì, No, l'amministratore vuol dire che abbiamo attivato sì, l'amministratore. la famosa L'unica procedura. cosa, può esserci la necessità magari di far fronte alla contingenza da parte dell'amministratore, perché si ritrova ad avere un vuoto, però in ogni caso sono decisioni che si prendono in assemblea. Cioè l'idea di un fondo speciale o qualsiasi altra cosa deve passare per l'assemblea. Perfetto, abbiamo un'altra domanda: chi paga le spese legali di un condomino moroso? Avvocato, vuole intervenire lei? Sì, sulla domanda di prima, giusto un flash, Sì? per chiarire. La Cassazione in diverse pronunce, ma ormai è diventato un principio generale, quindi consolidando un principio generale, sostiene che le quote del condomino moroso non possono essere ripartite fra tutti i condomini se non c'è l'unanimità dei consensi. Quindi un'eventuale delibera in questo senso, del tipo Tizio deve al condominio 10.000 euro, stiamo facendo le azioni giudiziarie, nel frattempo spalmiamo o ripartiamo questi 10.000 euro fra tutti i condomini, questo tipo di delibera è una delibera in quanto contraria all'articolo 63 viziata e che corre il rischio di essere annullata. Questo lo dico giusto anche in certi versi per rasserenare la signora, che ho sentito abbastanza preoccupata che debba pagare lei, perché in condominio esiste ancora e rimane il giusto criterio di parzialità, si definisce così, dell'obbligazione condominiale. Mentre lei mi chiedeva un'altra cosa, le chiedo scusa, mi sono soffermato su questa... Chi paga le spese legali di un condomino moroso? Poi abbiamo l'altra telefonata. Prego. Spese legali vuol dire che sono state liquidate sostanzialmente in un provvedimento giudiziario, quindi le pagherà il condomino moroso. Però forse Mentre... Forse inizialmente, esatto. No, Okay. forse la domanda era inizialmente chi le anticipa. Ok, quindi le spese per consentire all'amministratore di agire nei confronti dei condomini morosi, si può creare un fondo di spese generico, spese legali, un fondo straordinario che sia messo a disposizione dell'amministratore affinché intraprenda verso chiunque risulti moroso, quindi non c'è una delibera ad hoc verso Tizio, Caio o Sempronio, una certa cifra per consentire le azioni, e quindi può essere come un fondo straordinario. Ok, telefonata, prego. Del credito. Poi ovviamente quando arriveranno i provvedimenti giudiziari, quelle spese verranno addebitate direttamente al condomino moroso. Abbiamo la telefonata, pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Guglielmo da Padova. Buonasera Guglielmo. Volevo chiedere un'informazione sull'installazione dell'ascensore. Sì? Al secondo piano una signora ha unito 2 appartamenti e ne paga uno solo, i millesimi ne ha calcolati uno solo sull'installazione del condominio, dell'ascensore. È possibile fare questo o no? Non credo, però lascio rispondere agli ospiti. Allora, sicuramente non è corretto, perché la ripartizione anche sulla nuova innovazione di un ascensore deve essere ripartito al 50% sulla proprietà e l'altro 50% in base al piano di utilizzo. Quindi riunendo i 2 appartamenti sicuramente la proprietà sarà unita, quindi avrà sicuramente più proprietà. Per quanto riguarda invece il piano, lo pagherà solo per un'unità. Sì, se c'erano prima comunque delle tabelle, delle scale, è chiaro, sì, magari verrà raggruppata la posizione, però i millesimi dovranno essere regolati di conseguenza. Sì, con
come mi sembra sia giusto, perché praticamente l'hanno fatto in due, quello del terzo piano si è ha detto ci mettiamo d'accordo, paghiamo metà per ciascuno, però ha calcolato soltanto un appartamento, non tutti e due. Ecco. Un'altra cosa, se un altro inquilino dovesse rientrare, il 50% del bonus fiscale lo può recuperare o no? Allora, se ho capito bene, la domanda è... Prego, provo a interpretare. Dialoghiamo. Siamo un condominio. Non tutti hanno aderito alle spese per l'installazione dell'ascensore e quindi in pratica è ad uso soltanto di alcuni condomini. Un domani anche io che non ho aderito a suo tempo ritengo di desiderare di divenire comproprietario anch'io di quel bene. Come posso fare, se posso recuperare? Allora, per me la risposta è un caso un po' particolare, però la risposta è no, nel senso che se tra qualche anno io voglio beneficiare di quel bene, nel frattempo il recupero delle spese sarà già avvenuto e quindi non è possibile recuperarlo a posteriori. Oltretutto in realtà è un caso un po' complesso perché ci dovrà essere una attualizzazione del costo dell'installazione dell'ascensore, quindi non è proprio una risposta che si può dare facilmente su due piedi, però è chiaro che se c'è già stato un recupero parziale magari delle annualità o totale di quelle spese, chi le ha recuperate, il discorso dell'attualizzazione viaggia su binari separati rispetto a quello delle detrazioni fiscali. Dicevano che se si rientra dopo 2 anni, in 2 anni li perde, però gli altri 8 anni li può recuperare. Ma da un punto fiscale esatto. c'è stata fatta già una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. Ad ogni modo è un po' diventa un po' complicato. È un po' complicato. Entrare in gioco dopo, diciamo. Sì. Un'altra cosa, l'ultima. Una famiglia ha 3 appartamenti e la stessa famiglia, no? E ci abitano sempre la stessa famiglia, insomma, hanno questi 3 appartamenti e un figlio da una parte, la figlia da un'altra e i genitori da un'altra, però hanno adesso accettato di partecipare all'ascensore, no? Lo possono fare o lo devono prendere tutti e 3 gli appartamenti con l'ascensore? Beh, se sono 3 appartamenti distinti, magari anche con 3 proprietari distinti, il concetto è che un domani, se aderisce solo uno, sarà proprietario solo uno. Sì, no, però lo usano tutti, però. Ah no, sull'utilizzo è un tema un po' più... perché entra proprio tanto nello specifico del caso. Sì, nel senso che in teoria non dovrebbe essere così, però ad esempio mi immagino che ci sia un funzionamento con un sistema a chiave per i soli piani. In famiglia la chiave ce l'hanno tutti? Certo, ma a quel punto diventa impossibile controllare chi sale o non sale sull'ascensore. Ma è regolare o no? Teoricamente no. Teoricamente no, però di fatto non possiamo neanche controllare se ad esempio uno riceve degli ospiti, usufruisce dell'ascensore, gli ospiti sono andati per quale appartamento. Diciamo che si crea una sorta di cortocircuito. Anche di conflittualità. Sì. Ok, grazie per la telefonata. Abbiamo risposto prima al discorso, alla domanda che avevamo fatto, chi paga le spese legali, lo stesso condomino. Vedo che c'è un'altra telefonata, sarà l'ultima perché siamo quasi in chiusura. Pronto? 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 Buongiorno, buonasera. Buonasera, Gabriella da Verona. Buonasera Gabriella. Io abito in un condominio, siamo in 6, ci sono inquilini e proprietari. È il fatto che un inquilino da 10 anni, 12 anni anzi, subaffitta, è arrivato anche a 12 persone indiane. Contemporaneamente?
Come? Attualmente ce ne sono 6, sempre il padrone se ne è sempre fregato. Quello che veniva a prendere i soldi della luce fiscale una volta l'anno aveva carta bianca, non faceva niente e non avevamo nessuno né capo fiscale, solo per la luce fiscale di venire a prendere. Adesso hanno venduto i padroni, che sopra di me io abito sotto, hanno venduto i 3 appartamenti. Perciò adesso quello che rientra sopra di me, che ha comprato tutti i 2 appartamenti sopra, cosa è successo? Vediamo cosa succede. Ha detto che è un amministratore. Come mi devo comportare io con tutta questa gente? Avvocato, faccio rispondere lei proprio in chiusura. Ma io mi tengo sui principi generali, nel senso che, perché purtroppo una cosa è il diritto, l'altra cosa è l'opportunità o la convivenza, garantire una convivenza pacifica tra i condomini e tra i residenti di un fabbricato. Normalmente all'interno di una proprietà, insomma, esiste il principio di diritto esclusivo del proprietario, per cui voglio dire, se io decido di fittare o di sottoscrivere un contratto di locazione che prevede a sua volta una sublocazione, questo è un tipo di rapporto che vincola soltanto il proprietario con l'inquilino o i conduttori successivi. Sicuramente ci sarà, immagino, spero, un regolamento di condominio che quantomeno mitighi la, fra virgolette, incidenza di tanti proprietari, quantomeno a tenere delle regole di comportamento corrette che salvaguardino la quiete e la pace degli altri condomini. Quindi attraverso lo strumento del regolamento di condominio si potranno andare a regolamentare tutta una serie di servizi o di comportamenti funzionali ad un miglior godimento dei beni in condominio e della vita in condominio, garantendone una serena convivenza. Ok, grazie della risposta, la ringrazio Gabriella di aver chiamato, siamo in chiusura, ringrazio Tommaso Di Blasi, consigliere ANACI Padova. Grazie a voi. Grazie a Davide Peron, delegato Consiglio Nazionale ANACI. Grazie. E ringrazio Gianni Masullo, collegato con noi via Skype da Salerno, che è un componente della Giunta Nazionale ANACI. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Grazie a voi per averci seguito, appuntamento a giovedì prossimo ancora con il Condominio Risponde, arrivederci. ANACI Padova, patrimonio di storie ed esperienza nella gestione condominiale, da sempre impegnata in corsi formativi agli associati e nel promuovere contatti diretti con le istituzioni e i cittadini. L'amministratore ANACI, il miglior investimento dopo la tua casa. In collaborazione con AF Energia, gas naturale ed energia elettrica.